Dopo il 2000, con un gruppo di cittadini, avevamo provato a studiare una soluzione alternativa al passaggio sull'attuale ponte di Vidor, e nel 2004 c'è stata una conferenza stampa che ha portato alla luce queste idee di progetto. Il cammino da allora è stato lungo. Finalmente le amministrazioni comunali si sono interessate, e in particolare devo dire il sindaco di Vidor Albino Cordiali, e nel 2010 ci sono state delle delibere da parte di 20 comuni del quartier del Piave e della zona per sollecitare la regione per la costruzione di questo nuovo ponte. È stato fatto un progetto preliminare, ed è stato scelto il tracciato ideale, diciamo, opportuno, e poi è stata anche fatta da parte della regione Veneto una progettazione preliminare, e purtroppo dopo questo passo così importante non ci siamo più mossi, e quindi oggi vogliamo sollecitare la ripresa della progettazione di quest'opera. Già da tempo anche la senatrice Puppato, che poi sarà presente con me, avevamo chiesto alla Regione di procedere con l'iter progettuale, perché già in passato era possibile inserire quest'opera fra quelle finanziabili da parte dello Stato. Ecco, oggi in questo momento un po' strategico prima delle elezioni si vuole richiamare l'attenzione anche delle amministrazioni locali e della Regione per proseguire con la progettazione definitiva e poi esecutiva, in modo tale che l'opera possa essere inserita nella progettualità delle grandi opere infrastrutturali dello Stato. Quindi dopo le elezioni, se appunto si creeranno le condizioni giuste, si vuole proseguire finanziando da parte dello Stato e del governo futuro un'opera così strategica per superare i gravi problemi della qualità della vita di questi centri abitati, i gravi problemi di traffico. Voi sapete che la Regione aveva calcolato il passaggio di 23.000 veicoli al giorno su questo ponte, è una cifra enorme, e il ponte ha dei problemi, il ponte vecchio ha dei problemi che andrebbero affrontati di straordinaria manutenzione, ma chiudere questo ponte per i 2 anni previsti dai lavori di manutenzione sarebbe per queste popolazioni un problema gravissimo per i collegamenti che da questo ponte passano. Quindi spingere per la nuova opera che poi permetta anche di mettere mano a questo vecchio ponte è essenziale per la gente di queste comunità.